Ebbene sì, siamo arrivati all'ultima puntata Ce della l'abbiamo presentazione fatta. del libro. Alberta, che dici? Fino adesso ce la siamo cavata. Dici? Abbiamo, da quello che ho sentito, abbiamo trasmesso qualcosa di importante ai nostri amici raccontando così come lo stai raccontando tu il Veneto. Io leggo nell'ultima parte della prefazione quanto tu scrivi. Questo libro è uno scrigno di piccole pillole di veneticità È una parola un po' inventata. e di aspetti dell'identità veneta da sfogliare per conoscere tantissime curiosità, oppure da leggere ai figli e ai nipoti, perché sono letture semplici, genuine, ma piene di passione. Quella passione che esprime il mio amore, lo dici tu, per la mia terra, il Veneto, ma anche per il mondo. Ebbene, l'ultima parte ci porta a parlare di quello che a me veramente fa più piacere, le ricette. E allora lascio la parola a te per introdurre, poi ti stuzzico io, tu vai. Beh, sicuramente uno degli aspetti più importanti della cultura di un territorio è l'enogastronomia, insomma, no? Rappresenta dietro a un piatto, dietro a un vino, c'è una tradizione, c'è storia, c'è tutto. In primis vengo da una famiglia in cui ha dato qualcosa alla viticoltura veneta, perché i miei bisnonni hanno inventato il sistema di allevamento della vite alla Bellussera. Possiamo parlare un po' della Bellussera perché è importante. Quello che mi ha fatto, ho letto un po' la storia, quello che mi ha fatto incuriosire è proprio l'altezza per evitare le famose malattie. Ma in realtà, parlando dell'aspetto più romanzato, diciamo che era il sistema di allevamento della vite più in uso alla fine dell'Ottocento, perché il territorio soprattutto è un sistema di allevamento a raggi, come dici te, molto alto da terra, perché essendo un sistema molto usato in pianura c'era l'umidità, quindi il fatto di alzarlo da terra permetteva di non prendere la peronospora e tutte quelle malattie lì, ed era un fattore cioè, studiato. Dall'altro lato noi pensiamo nella campagna veneta di fine Ottocento c'era la mezzadria, per cui in un campo ci doveva mangiare il padrone, ma ci doveva mangiare anche il mezzadro. La Bellussera era un sistema di allevamento della vite che piaceva sia al padrone che al mezzadro perché produceva tanto. E poi era una piccola forma di economia circolare, perché sotto c'era il fieno, per cui per il bestiame, lungo il filare si poteva coltivare l'orto, le patate, e poi le bellussere erano maritate a gelso. Quello che sta succedendo anche adesso. Adesso c'è un po' un ritorno all'orto, a tutto, no? Sì. E erano maritate a gelso perché nella pianura veneta i bacchi da seta erano una grande fonte di ricchezza e di reddito, per cui il gelso era il cibo del bacco da seta, per cui un campo alla Bellussera rendeva tanto. Ma non era solo il cibo per i bacchi da seta, c'erano le more, Sì, che erano buonissime, certo, anche noi certo. le mangiavamo, anch'io le mangiavo da piccoli, non so te. Sì, anche io, siccome sono una che fa le marmellate, che fa le cose, per esempio la marmellata di mora è molto buona. Non mi vuoi parlare di una ricetta Allora, in particolare? questo libro c'è una sezione dedicata alle ricette, però ricette molto molto particolari. Io ho avuto la fortuna di crescere con una nonna, ho avuto solo una nonna, però mi ha dato tanto. Era una nonna molto, sai, quelle cuoche che avevano sopra la stufa sempre la pentola che andava, no? E io ho imparato un po' quelle ricette che sono proprio quelle più della tradizione. Aveva anche il larin, sì, però lei aveva proprio la cucina economica, quella che aveva sempre la tecetta sopra, a qualsiasi ora del giorno tu andavi, c'era sempre qualcosa da spulciare, oppure c'era la polenta, il pane biscottato, no? In questo libro c'è, per esempio, una parte dedicata al porsale, all'ossada, perché nella tradizione veneta c'era quello ma c'è ancora, c'è novembre, da novembre a gennaio si fa il porsale, quindi noi avevamo dei mezzadri che facevano questo. Allora io mi ricordo, stavo a casa da scuola e c'era tutta la giornata intera con le salsicce, i salami. Vedete, ragazzi, l'Alberta è
È una ragazza studiata che ha molta cultura, però il porsello dismeglio di me. Ma ho studiato spagnolo io. E quindi c'è il racconto della tradizione del porcel e poi l'ossada che piace o non piace, però appartiene alla tradizione. Sì. Poi No, c'è, piace. poi c'è il fegato alla veneziana. No. Poi insomma ci sono Si ricette. chiama fegato alla veneziana o figa alla veneziana? Figa in dialetto. Insomma, Poi siamo veneti, le no? sarde, insomma, quegli elementi che ci caratterizzano, le sarde, i bigori in salsa, la soppa quadra. La soppa quadra era qualcosa che ancora oggi, se me la facesse qualcuno, io la mangerei. Guarda che il tuo amico Lamberto la fa molto bene, quindi E allora, digli appena che te la Lamberto faccia. la fa, un colpo di telefono e io vengo a gustarla e sono un po' critico però. Sì, però sai, lui devo ripetere la degustazione più di una volte. volta. Però lui, sai, ci sono vari, per esempio la soppa quadra, ci sono vari modi di farla. C'è chi la fa con il colombo, c'è chi la fa col pollo, con la faraona. Lui la fa col colombo, col colombaccio, quella tradizionale, insomma, che è un po' più rustica, no? Però guarda, per esempio la tradizione della soppa quadra è una tradizione che è ancora molto in uso, per esempio Motta, ci sono ancora delle osterie che fanno la soppa quadra e c'è proprio della gente che viene per mangiare quella cosa, per cui c'è anche un turismo legato proprio al cibo, a dei cibi particolari. E poi ti volevo parlare della trippa alla trevigiana, che è la trippa bianca. Prima di parlarmi della trippa, sì, perché è importante, è una ricetta molto più complessa di quello che ti sto parlando io. A me piacciono tanto i fiori d'acacia. I fiori d'acacia che si presentano molto semplicemente a staccarli dall'acacia e friggerli con un po' d'uovo, mi sembra una roba semplice. Sai, ci sono vari modi, per esempio nel libro parlo dei fiori d'acacia e anche dei fiori di sambuco. Non so se tu... Sì, sono quelli bianchi. Sono quelli bianchi che mia nonna faceva, che adesso non si... però io li faccio sempre perché come i fiori di acacia, anche i fiori di sambuco sono profumatissimi. Io per esempio li puoi fare come frittelle, quindi dolci, con l'uovo come dici te, oppure li puoi fare fritti solo con la farina e l'acqua minerale, li fai croccanti, no? L'acqua minerale, ecco, sì. Questo non lo so più. E vengono croccanti, vengono un po' come le verdure pastellate, però senti proprio il sapore del fiore, a me quella cosa lì piace molto. Poi comunque ci sono anche, non so, oltre ai fiori d'acacia c'è la storia dell'asparago bianco che ci appartiene. Come dicevo io, è bello da scoprire. Comunque anche nel mio blog, ilcuoreveneto.it, e poi c'è anche una pagina Facebook che si chiama Il Cuore Veneto, ci sono un sacco di ricette, tipo anche tutte quelle legate alle erbette di campo. Poi siccome io sono una grande fungaiola, l'erbette di campo è un po' italianizzato, i scioppetti, i bruscando, il peverel. Il peverel cosa serve? Non so, l'erba dove viene fuori il papavero. Sì. Quello però non la conosco. Devi dire a Lamberto che devo ma sono io che le raccoglio. E allora devi dire all'Alberto. È buona mescolata con le radicelle, cioè l'erba del tarassaco e quindi insomma abbiamo tante cose della cultura veneta, cioè della cucina veneta. La trippa? La trippa trevigiana è la trippa bianca e è un piatto che è nato nel 1500, però aveva una caratteristica nella nostra storia culturale. Una volta i matrimoni duravano dalla mattina alla sera e alla mattina si invitavano i parenti, uno dello sposo e uno della sposa, per cui il primo piatto che veniva offerto ai parenti nella casa, che non era la casa da sposi ma era la casa originale, era la trippa, per cui alle 8 di mattina si mangiava la trippa e la trippa bianca è proprio la trippa quella trevigiana e tu devi sapere, Bruno, che di solito la si accompagna con il brodo, ma era anche chiamata la zuppa dei carettieri, ossia di quelli di cui ti avevo parlato in un'altra puntata su Venezia, di quegli zatterieri che scendevano il Piave dalla montagna per portare a Venezia il legname
e spesso si fermavano lungo le locande che c'erano lungo il Piave e mangiavano la trippa, perché intanto costava poco, perché sono le interiora della bestia, per cui aveva un costo esiguo, ma dava anche tanta energia, perché niente si buttava, tutto si riciclava. Esatto, però aveva anche, cioè erano energetiche, perché sono abbastanza grasse, certo. cioè, e quindi davano energia. Una volta non c'era il riscaldamento, non c'era gente alle 5 del mattino in camera, faceva freddo e certo. ci si alzava per andare magari nei campi a lavorare, perciò si faceva una colazione e si mangiavano il lardo, la trippa, queste cose che davano energia, no? E quindi la trippa era uno di quei cibi che venivano mangiati proprio per avere energia, e i carrettieri, gli zatterieri mangiavano questa cosa. Una cosa curiosa che c'è nel libro è la storia, non so se lo sai, della frittella, della frittola. Perché a Venezia... Non faccio commenti no, sulla frittola. No, non ci sono malizi. No, io non li faccio i commenti sulla frittola. Comunque a Venezia esisteva... Era mia mamma che faceva le frittole, le castagnole, cioè sto parlando seriamente, non sto... Sì, ma pensa che a Venezia nel 1600 c'era la corporazione dei fritoleri, e tu per fare le frittelle a Carnevale dovevi appartenere a quella corporazione, che si passava di padre in figlio, per cui aveva una sua dignità, e le frittelle erano offerte in uno stecchino, infilate, e ci sono anche dei bellissimi quadri dell'epoca che riprendono il carnevale veneziano, perché il carnevale veneziano è uno dei più antichi carnevali, che parla proprio della corporazione dei fritoleri. Quindi in realtà ci sono ricette, ma anche con uno sfondo storico, no? Un po' questo. Beh, ma tutte le ricette venete hanno anche uno sfondo storico, perché alla fine noi abbiamo parlato del Veneto come cultura, e la cultura del lavoro è stata la più importante, perché la cultura del lavoro ha fatto sì che il Veneto potesse uscire anche da un periodo brutto. Speriamo che esca anche da questo, perché non è un periodo... Ma è perché noi oggi vogliamo parlare, perché abbiamo parlato del tuo libro, perché vogliamo parlare in positivo? Proprio perché la gente si deve rendere conto che non deve più aver paura ad uscire di casa, non deve aver paura ad andare magari a mangiare la pizza in pizzeria, andare al ristorante a mangiarsi una spaghettata. Sì, credo che ogni piccola nostra azione serva proprio per ridare partenza a questa normalità, per rimettere in moto il motore dell'economia. Penso che tu l'abbia notato anche tu, io ho notato proprio questo, la paura, andare al bar e vedere se c'è gente che è troppo vicina, noi li andiamo a giudicare, non vogliamo più giudicare nessuno, vogliamo essere liberi e continuare a vivere in questa vita, presentando dei libri come quelli di Alberta, presentandoli in questa maniera, e far sì che la gente possa godersi anche dei momenti di tranquillità e di serenità, leggendo un libro come quello di Alberta. Noi abbiamo cercato di dare un po' di positività, speriamo di esserci riusciti. Cosa dici? A malincuore ci dobbiamo lasciare qui, finisce la quarta puntata, però non è detto che noi non possiamo rivederci e continuare una chiacchierata usufruendo della tua conoscenza, coscienza e cultura, e poter parlare alla gente del Veneto positivo, come pochi sanno fare. Grazie Alberta, grazie a voi. Mi raccomando, aspettami a casa, fa le frittole, fa le castagnole, fa quel che te vuoi, ma mi vengo a mangiare qualcosa che sia veramente, anche lo sada, guarda, anche se te mi asa io sol me va benissimo. Okay. Bene, cari ascoltatori, noi abbiamo terminato la presentazione, poche delle pillole di questo libro, e vi invito ancora a cercare il libro e godervelo a casa. Vi ringrazio anche il nostro sponsor, perché abbiamo trovato la disponibilità e l'abbiamo messo dentro, perché anche quella è cultura, cioè il realizzare quello che i bibanesi stanno realizzando, il pane dei bibanesi, è cultura veneta. Perciò grazie ai bibanesi, grazie ad Alberta, grazie a tutti e arrivederci.